discorso che fa Gesù sullo suo ritorno. Intanto leggiamo questa esortazione che fa Gesù a quanti lo ascoltano, che è un'esortazione ad essere vigilanti, esortazione alla vigilanza. Matteo 24 dal verso 36. Matteo 24 dal verso 36. Alleluia. Amen. Se l'avete trovato inizio a leggere. Matteo 24 dal verso 36. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il Padre. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora 2 saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. 2 donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Amen. Amen. Alleluia. Fin qui la lettura della parola del Signore, e si parla del suo ritorno, del ritorno di Gesù. Dio ci dia grazia di parlare più spesso del ritorno del Signore, perché questo argomento ci tiene in qualche modo svegli, pronti, ci richiama ad un'attenzione che dobbiamo avere, non dobbiamo trascurare tutto ciò che ci accade. C'è un versetto chiave che abbiamo letto, il versetto 39, la prima parte, dice: la gente non si accorse di nulla. Gesù paragona il suo ritorno a quello un po' che è avvenuto ai giorni di Noè. La gente continuava a vivere come sempre, come se il messaggio di Noè non li toccasse, no? Eppure Noè avvertiva tutti quanti che sarebbe arrivato un diluvio che avrebbe distrutto tutta la terra. Quindi entrate in quest'arca, io ho costruito quest'arca per la salvezza nostra, Dio mi ha detto di costruirla, le misure, il materiale, tutto quello che voi vedete, quest'arca è il progetto di Dio per la nostra salvezza. Amen? Amen. Questo messaggio è rimasto inascoltato. E per noi oggi cos'è l'arca di salvezza? È Cristo Gesù. Dio ha mandato il suo figliolo per salvarci, per salvare l'umanità, non dal diluvio, ma da qualcosa di molto peggio, dal peccato e dal suo effetto. Sapete qual è l'effetto del peccato? La conseguenza del peccato? La morte spirituale, la morte eterna. Morte vuol dire separazione. Ebbene, Dio ha mandato il suo figliolo per sconfiggere il peccato, per salvarci dal peccato, per sconfiggere la morte. Amen?
E per mezzo di Gesù noi abbiamo libertà dal peccato. Non siamo più schiavi, siamo salvati per la grazia di Dio. Amen. Alleluia. In Gesù c'è la nostra salvezza. Alleluia. E chi lo interrogava a Gesù riguardo il suo ritorno, Gesù ha parlato chiaramente, e qui descrive insomma quello che sarà. Dice, quel giorno sarà a che ora? E Gesù dice, nessuno li sa. Quanto a quel giorno, quando ritornerà il Signore, nessuno lo sa. Ancora oggi nessuno lo sa. E l'ora nessuno lo sa, neppure gli angeli lo sanno, neppure il figlio, ma solo il Padre sa. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come ai giorni di Noè, prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, insomma si continuava a vivere senza pensare a una vita spirituale, senza pensare alla propria salvezza, si pensava invece alla propria soddisfazione carnale. E l'uomo sta pensando ancora oggi a soddisfare solo le proprie voglie carnali, la propria passione. Alleluia. C'è molto e molto di più. C'è una vita eterna per noi. Dio ci dia grazia veramente a preoccuparci di vivere quella vita eterna. Amen. Amen. Gloria al Signore. Quindi Gesù dice, come è avvenuto al giorno di Noè, così accadrà. E la gente non si accorse di nulla. Il pericolo vero è che nessuno si accorga che i tempi stanno cambiando, nessuno si accorge. La Chiesa si accorge, vero? Ci accorgiamo noi credenti che qualcosa sta cambiando, E io mi accorgo che qualcosa sta cambiando. Quando mi rivolgo in preghiera a cercare il Signore, io vedo il suo ritorno più vicino. Amen. E dico, Signore, abbi pietà di me, per favore, perdonami, Signore. Dico con tutto il mio cuore. Alleluia. Parla il Signore anche, fa un'esortazione di vegliare. Vegliate perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Vegliate, state attenti. Due saranno in un campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Sì, non tutti saremo salvati. No, c'è chi sarà salvato e chi non sarà salvato. Chi ha accettato Gesù sarà salvato, non è? Amen. E avverrà così. Magari stai per lavorare, tu solo credente in mezzo a una fabbrica di 800 persone. Tu sarai salvato, chi accanto a te non sarà salvato. In una famiglia sarà così, anche il marito, la moglie, uno sarà salvato, l'altro no. Alleluia, questa è la cruda realtà, è vero, è così. La salvezza è offerta a tutti, ma non tutti accettano la salvezza. Sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Quindi alla domanda, ma quando verrà il Signore? Nell'ora e nel giorno che nessuno pensa. Questa è la risposta. Quando tutti pensano che ancora c'è tempo, il Signore verrà. Alleluia, perciò dice, siate pronti, anche voi siate pronti. E parla di questi due servi, uno fedele e uno che non è fedele. Quello fedele ha la mente, l'attenzione al padrone di casa. Sta per tornare. Vive e lavora come se il padrone di casa sta per venire. Quindi se mi trova, deve trovarmi che io sto lavorando. È come in fabbrica, no? Il caporeparto dice fai questo, poi si allontana, poi ritorna, no, non è finito, cosa stai facendo? Non stai facendo niente. No, invece quando viene deve vedere che sto facendo quello che lui mi ha detto di fare. Questo è il servo fedele. Alleluia. È beato quel servo che il padrone arrivando troverà occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni.
Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare, a bere con gli ubriaconi, insomma a fare tutto quello che non deve fare, ecco che all'improvviso verrà il padrone e lo punirà, e vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Dio ci dia grazia, e quando il Signore torna ci trovi a lavorare per Lui, vero? Amen? È un richiamo a essere vigilanti. Siamo vigilanti. Gloria al Signore. Vogliamo accorgerci, non vogliamo dormire, ma vogliamo essere svegli. Amen? Vorrei leggere anche con voi il capitolo 24, dove Gesù, sollecitato da chi gli dice: ma quando accadranno tutte queste cose? Gesù dà una bella risposta che era valida per quelli che lo ascoltavano all'epoca e valida ancora oggi per noi. Leggiamo così Matteo 24: mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Cioè i discepoli erano con Gesù, è come se gli dicessero: guarda maestro, guarda il Tempio, che bello il Tempio, è una cosa bella da vedere, una bella costruzione. L'uomo guarda sempre le cose che appaiono. Gesù non guarda le cose che appaiono, Gesù guarda la sostanza. Amen. Gesù guarda dentro, non guarda fuori, vero? Amen. E Gesù cosa dice? Sì, guardate che non resterà nulla di tutto questo il giorno, tutto cadrà, non rimarrà neanche una pietra su pietra. Gloria al Signore. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli si avvicinarono e gli sparti dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumore di guerre, guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Amen? Amen. Ci stiamo accorgendo di questi tempi? La mia domanda è questa. Ci stiamo accorgendo di questi tempi? Terremoti ne abbiamo sentiti? Amen? Amen. Nazione contro nazione, guerre. Ne sentiamo di queste notizie. Alleluia. Ma tutto questo non sarà la fine, sarà un principio di dolore. Quello che stiamo vivendo oggi in questo tempo è un principio di dolore, un inizio. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. C'è persecuzione nel mondo. Molti vengono uccisi perché cristiani. Sì. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti si sviano, purtroppo. E quello che doveva essere l'amore fraterno si è mutato in odio. Purtroppo è successo. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Amen? Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E io questo voglio fare. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Amen. Perseveriamo fino alla fine.
Alleluia. Leggiamo la parola di Dio, meditiamola, perché ci risveglia. Quando sentiamo che l'amore fraterno sta affievolendosi nella nostra vita, leggiamo la parola di Dio. Riscopriamo queste verità che abbiamo letto. Amen. Suoni come un campanello d'allarme. Oh, che sta succedendo? No, Signore. È vero che siamo negli ultimi tempi, ma io voglio perseverare fino alla fine. Alleluia. Amen. Poi deve avvenire che questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Amen. Amen. Vedete quanto è buono il Signore? Vuole che l'Evangelo sia predicato in tutto il mondo, cioè tutti devono avere l'opportunità di scelta. È vero che l'Evangelo viene predicato, è stato predicato in gran parte del mondo, ma non in tutto il mondo. Ancora ci sono parti del mondo che sembrano inutili. Vabbè, questa zona no, è preziosa per il Signore. Amen. Amen. E bisogna raggiungerla con l'Evangelo. Pochi abitanti, un villaggio remoto, neanche nella carta geografica c'è. No, c'è, cercala che c'è. È importante per il Signore. Amen. 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 Tutti devono sapere, tutti devono conoscere che Dio ha mandato il suo figliolo Gesù. Per tutto il mondo lo ha mandato. Per tutti quelli che hanno il colore della pelle diverso dalla mia. Per tutti. Tutti quelli che sono alti e sono bassi. Per i magri e per i grassi. Per i belli e per i brutti. Dio ha mandato il suo figliolo per tutti. E tutti devono sapere chi è Gesù. È scritto, è necessario che questo Vangelo del Regno sia predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Quando tutti avranno avuto conoscenza dell'amore di Dio in Cristo Gesù, della grazia che è in Cristo Gesù, allora verrà la fine. Alleluia. Poi ancora continua il Signore: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Qui sta parlando dei giorni tremendi, ci saranno questi giorni tremendi. Viene chiamata la grande tribolazione. Ma la parola di Dio ci fa comprendere che la Chiesa non vivrà questi giorni terribili, perché prima di questi giorni della grande tribolazione ci sarà il rapimento della Chiesa. Gesù quando torna rapirà la sua Chiesa. Dovrà avere timore solo chi resterà. Chi resterà, che non ha accettato il Signore, ancora vivrà questo momento di grande tribolazione. E anche in questo momento di grande tribolazione sarà data possibilità ancora di accettare Gesù. Ma noi vogliamo dire grazie Signore, io mi sento privilegiato. Vogliamo sentirci privilegiati, fratelli e sorelle, perché è desiderio di Dio farci scappare questa grande tribolazione. Alleluia. Il Signore vuole portarci con Lui nel cielo. Alleluia. Noi vogliamo partecipare al rapimento della Chiesa. Se siamo vivi. Se moriamo prima, ci andiamo diretto. C'è il volo diretto. Amen? Amen. C'è il volo diretto dalla terra al cielo. Ma se ancora siamo vivi, vivremo questo meraviglioso evento in un batter d'occhio. Dice l'Apostolo Paolo, il Signore ci traslerà dalla terra al cielo e saremo con Lui. Amen. Amen. Alleluia. Vedete che beata speranza. Alleluia. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là,
Non lo credete? Guardate che viviamo questi tempi, sapete, di confusione anche religiosa e spirituale. Lì opera il Signore e lì il Signore. Qualcuno dice io sono il Cristo, nel mondo c'è qualcuno che dice io sono il Cristo. Siamo questi tempi, stiamo vivendo questi tempi. Allora Gesù ci dice non li credete. Amen. Il Signore non si trova solo in un luogo particolare, altrimenti ci sarebbe pellegrinaggi solo in quel luogo. Dio è ovunque. Amen. Quando 2 o 3 sono radunati nel suo nome, Lui è presente. Non occorre andare in un luogo specifico, ma il Signore è qui in mezzo a noi anche stasera. Amen. Sorgeranno falsi cristi, falsi profeti. Alleluia, faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Non ci lasciamo ingannare. È vero che ci sono cose straordinarie che qualcuno può fare, ma non vuol dire che vengano da parte del Signore. Anche il nemico è un essere soprannaturale e può fare cose soprannaturali. Amen? Ma non lasciamoci ingannare. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, vero? Un richiamo alla fermezza, ad essere svegli. Alleluia. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. È un attimo, un lampo. Gloria al Signore. Alleluia. Alleluia. Non vogliamo vivere questo momento, questo periodo della Chiesa in un modo superficiale, condizionato dalla sonnolenza spirituale. Vogliamo essere svegli. Amen. Vogliamo più che mai lodare il Signore, testimoniare della sua grazia, cercare lo Spirito Santo. Amen. Amen. Più che mai. Alleluia. Vogliamo amare la consacrazione, dedicarci alla preghiera. Dedichiamoci alla preghiera. Amiamo la preghiera, è il momento più bello. La preghiera, stare in comunione con il Signore. E mi riallaccio a quello che il fratello ha predicato giovedì, il digiuno. C'erano degli spiriti che i discepoli non hanno potuto scacciare, e presi forse da un senso di orgoglio: maestro, ma come mai noi non abbiamo potuto scacciare questi spiriti? Questo genere di spiriti non si possono che scacciare con la preghiera e con il digiuno. Non basta l'autorità personale, ci vuole qualcosa di molto più grande, ci vuole la potenza di Dio. Amen. Ci vuole consacrazione che viene da Dio. Alleluia. E oggi è tempo che la Chiesa ricerchi la vera consacrazione. Consacriamoci al Signore e non saremo di quelli che non si accorgono. Al tempo di Noè la gente non si accorse di nulla. Dobbiamo stare attenti ai tempi che cambiano. Io non mi meraviglio mai più di niente dopo tanti anni. Veramente, forse qualcosa avviene, non voglio crederci, ma poi pensandoci e stando alla presenza del Signore e pregando, ma di che mi meraviglio? Ormai siamo negli ultimi tempi, non ho più da vedere cose. Gloria a Dio. Restiamo fedeli al Signore fino alla fine. Chi avrà perseverato fino alla fine, allora sarà salvato. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.